È stato notato galleggiare in acqua abbandonato alla corrente nelle prime ore del mattino da un passante che ha subito dato l'allarme. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto oggi all'alba in Canal Grande a Venezia, davanti alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. A nulla, purtroppo, è valso l'intervento pur tempestivo dei sanitari del 118 che si sono precipitati sul porto insieme agli agenti della polizia locale e ai carabinieri. Per l'uomo non c'era più nulla da fare. La vittima è stata identificata, un 33enne originario di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe tuffato nel canale tra le 4:30 e le 5 del mattino, senza purtroppo mai più riemergere dall'acqua. Al momento gli inquirenti escludono però cause violente. Resta tuttavia da chiarire se si sia trattato di un malore o di un tragico incidente. La salma è stata messa a disposizione dei familiari dal pubblico ministero di turno. Possono essere celebrati così i funerali.